La commemorazione di tutti i fedeli defunti, comunemente detta Giorno dei Morti, è una ricorrenza della Chiesa latina che si celebra il 2 novembre di ogni anno e il giorno successivo alla solennità di tutti i santi. Secondo il calendario liturgico romano è una solennità e come tale ha precedenza sulla domenica, nella forma straordinaria del rito romano. La ricorrenza è preceduta da un tempo di preparazione e di preghiera in suffragio dei defunti della durata di 9 giorni. È la cosiddetta novena dei morti, che inizia il 24 ottobre. Alla commemorazione dei defunti è connessa la possibilità di acquistare un'indulgenza parziale o plenaria, secondo le indicazioni della Chiesa Cattolica. Benché molti lo considerano come un giorno festivo, la commemorazione dei defunti non è stata mai ufficialmente istituita come festività civile. Il colore liturgico della commemorazione è il nero, che nella forma ordinaria del rito romano può essere sostituito con il violaceo, il colore della penitenza utilizzato a scelta del celebrante anche nei funerali. Si celebrerà da noi sabato la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, la messa sarà officiata dal cardinale Montenegro alle ore 10 e si svolgerà la funzione a Bonamorone, mentre al cimitero di Pianogatta si effettuerà alle ore 16. Il traffico, come al solito, sarà rivoluzionato come da ordinanza comunale, firmata dal comandante dei vigili urbani, dottor Gaetano Di Giovanni, a Bonamorone nei giorni di venerdì e sabato, dalle 7 alle 19 la via Demetra sarà chiusa al traffico, a eccezione dei mezzi pubblici che avranno la possibilità di trasportare i fedeli. Venerdì e sabato sarà quindi inibito a tutti l'ingresso al piazzale di Bonamorone e imposto il divieto di sosta con rimozione assoluta per chi non la rispetta. Potranno quindi accedere solo i mezzi delle associazioni di volontariato autorizzate e auto che avranno la necessità di accedere al piazzale. È consuetudine intanto nel giorno dedicato al ricordo dei defunti visitare i cimiteri locali, portare in dono fiori e lumini sulle tombe dei propri cari. Nelle nostre località è diffusa anche l'usanza di preparare dolci chiamati cosiddetti dei morti per celebrare la giornata. In Sicilia, durante la notte di Ognissanti, la credenza vuole che i defunti della famiglia lasciano dei regali per i bambini insieme alla frutta di martorana e altri dolci caratteristici detti ossa dei morti.